In merito alle recenti discussioni circa il maggior ricorso al 41 bis consegue a disfunzionalità dei circuiti orari, interviene la UIL Polizia Penitenziaria affermando come se il numero dei detenuti del carcere duro è circa il doppio rispetto agli anni in cui venivano arrestati i boss delle stragi di mafia, come rilevato anche dal magistrato Alfonso Sabella, è perché da tempo i circuiti ordinari, anche dell'alta sicurezza, non offrono più le adeguate garanzie, soprattutto a riguardo dell'interruzione dei collegamenti con l'esterno, ma pure rispetto ai traffici interni alle carceri. Anche nell'alta sicurezza, del resto, non sono affatto rari i rinvenimenti di smartphone o telefoni cellulari. Pure questo, in diversi casi, l'autorità giudiziaria è costretta a richiedere l'applicazione del 41 bis. Ad affermarlo è il segretario generale della UILPA, Polizia Penitenziaria, De Fazio. Da tempo, nostro riguardo, continua il segretario, i circuiti ordinari, sia a media e ad alta sicurezza, risentono dell'approssimazione con cui la politica ha approcciato alle carceri che sono state private delle risorse umane, delle risorse tecnologiche e di quelle strumentali e finanziarie per assolvere a tutte quelle funzioni a esse demandate. Il paradosso, continua il segretario della UILPA, è che ne risulta che i penitenziari allo stato attuale non garantiscono né sicurezza, né risocializzazione, né umanità, niente di più distante di ciò che vorrebbe l'articolo 27 della nostra Costituzione. Per queste cose e tante altre le abbiamo riferite pure alla Commissione parlamentare, continua nel suo comunicato il segretario della UILPA, alla Commissione antimafia che ci ha auditi già nell'aprile dello scorso 2021 al fine di ridurre il ricorso al regime del 41 bis dell'ordinamento penitenziario. È dunque necessario ripristinare i livelli adeguati di sicurezza degli altri circuiti attraverso il potenziamento degli organici della Polizia Penitenziaria, la dotazione e l'efficientamento di strumentazione ed equipaggiamenti, ma anche mediante una nuova organizzazione complessiva che richiede riforme strutturali urgenti. Auspichiamo pertanto che quando non si parlerà più dei detenuti Alfredo Cospito e Matteo Messina Denaro, non scemi, come sempre in passato, l'attenzione della politica e vi sia conseguenzialità a tutte le affermazioni che si sentono in questi giorni sia dalla maggioranza di governo sia dall'opposizione, conclude il segretario generale De Fazio della UIL Polizia Penitenziaria.